Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 15ª giornata del campionato Juniors Under 19 regionale che vede affrontarsi il Renzo Lo Piccolo e Athletic Club Palermo. Vediamo già le due squadre quasi in campo, sono infatti all'ingresso per attendere poi che il direttore di gara li possa fare arrivare a centrocampo e poi finalmente 90 minuti di gioco per scoprire chi sarà la squadra a uscire con i 3 punti o se invece magari se ne divideranno uno, chissà. Innanzitutto bisogna partire come sempre in ogni nostra diretta dalle statistiche, quindi dalla classifica, perché il Renzo Lo Piccolo al momento si trova all'8° posto in graduatoria con 11 punti, però ben 10 sono arrivati tutti dentro casa, dunque una formazione che cerca all'interno delle mura qui del Favazza di imporre il proprio gioco e lo farà sicuramente anche quest'oggi. Dall'altra parte invece l'Atletic ha una classifica decisamente più interessante perché sono 27 i punti al momento, con il secondo posto che li avvicina sempre di più al San Giorgio Piana, che invece è al primo al momento, ma oggi impegnata in un'ostica trasferta contro il CUS Palermo, e dunque la classifica può veramente dire di tutto. Il campionato è apertissimo. È apertissimo perché San Giorgio Piana è una squadra che si trova al primo posto, però la sconfitta proprio contro l'Athletic Club ha riaperto i giochi di questo campionato. Poi il pareggio tra Atletic e Parmonval qualche giornata fa, insomma c'è di tutto in questo campionato. L'Atletic non molla, è una squadra che è abituata sempre fino all'ultimo, fino al 90° a cercare di ottenere i 3 punti in palio. L'ha ottenuti nell'ultima giocata al minuto 74 grazie al gol di Caruso, oggi assente, e questa già è una notizia. Assente anche Mattia Clemente per squalifica, anche questa è una notizia perché lì davanti mancano 2 giocatori che giocano praticamente tutte le partite, però chiaramente bisogna ricordare come lì davanti ci siano delle mezze punte molto molto interessanti. Sicuramente Di Giovanni uno di queste, D'Amico, Alessi, poi chiaramente fino al centrocampo passando per la difesa e la porta, insomma una squadra che ha un grande potenziale. Nel frattempo è arrivato anche il direttore di gara, sta controllando chiaramente come di consueto le reti prima di lasciarci a questi 90 minuti di gioco. Ricordiamo, prima rete tutto ok, adesso sicuramente vi mostriamo anche questo. Chiaramente il direttore di gara sta controllando la prima rete e poi andrà sicuramente dall'altra parte per confermare che sia tutto ok. Nel frattempo una maglia di ricordo, una commemorazione per l'Athletic che ricorda Filippo Di Fatta, scomparso purtroppo nel corso della scorsa settimana. Una maglia per ricordarlo, sicuramente è un gesto bellissimo da parte della squadra rosanero, che però veste la maglia bianca anche oggi. Vediamo se poi vicendosi, ragazzi, si potrà vedere meglio questa maglietta, però da qui sembra veramente molto bella. Sicuramente il gesto è un gesto speciale per ricordare una persona che ha fatto la storia del mondo del calcio a 11, soprattutto a Palermo. Nel frattempo continuiamo invece con le nostre statistiche, perché ancora il tizio di gara non dà il cenno per le due squadre proiettarsi a centrocampo, ma noi comunque non vi facciamo annoiare perché abbiamo altre statistiche sempre molto interessanti, perché al momento l'Athletic Club ha realizzato ben 33 gol in questo campionato, ne ha subiti soltanto 17, e infatti la terza migliore difesa, ma soprattutto il secondo miglior attacco. Nel frattempo ecco le due squadre che stanno per entrare, si avvicinano sempre di più al centrocampo. Vi mostriamo il nostro scoreboard come ogni partita, ma vi ricordiamo poi che il cronometro partirà dall'istante in cui ci sarà il primo pallone che rotolerà a centrocampo. E dunque continuiamo con le statistiche, perché il Renzo Lo Piccolo invece è una squadra che ha realizzato ben 22 gol, ne ha subiti il doppio, e si tratta infatti del sesto miglior attacco, ma soprattutto il dato forse quello un po' più preoccupante è la peggiore difesa di questo campionato, con 44 gol subiti. Dunque queste sono un po' le statistiche che vi stiamo mostrando, però ancora ne manca qualcuna, perché manca sicuramente la gara di andata, che è terminata con sotto i 5-3 per l'Athletic. Una sfida che ha visto andare in gol Fiore, Ingallina, Alessi, Di Giovanni e Caruso. Tanto gli applausi da parte del pubblico presente, sempre molto caldo a sostenere la squadra. Capitano Martino oggi sostituisce con la fascia da capitano il solito Mattia Clemente, che invece praticamente la indossa. Adesso
stanno cercando di capire chi partirà con il primo possesso palla e chi no, vediamo, perché da una parte c'è Clemente Maniaci con la maglia numero 11 e fascia capitano al braccio, dall'altra c'è Samuele Martino. Adesso vediamo chi sceglierà il campo, chi sceglierà il pallone, però sicuramente saranno 90 minuti molto interessanti questa partita. Adesso c'è tempo per controllare anche l'ultima rete, la seconda ed ultima chiaramente. Poi il cenno con le due panchine. Oggi entrambe le panchine però non mostrano tanti giocatori a dare quelle alternative in campo. Questa già sicuramente può essere un fattore di questa partita. Nel frattempo si scambiano anche la posizione, quindi probabilmente l'Athletic attaccherà da sinistra verso destra, però prima c'è il minuto di silenzio, sempre per ricordiamo Filippo Di Fatta e noi ci aggiungiamo al minuto di silenzio. Terminati anche i 60 secondi per ricordare Filippo Di Fatta. Adesso l'Athletic si leva anche la magliettina ed è pronta per entrare in campo. Cerchiamo subito di capire qual è l'impostazione tattica di mister Cipolla, perché sicuramente tra i pali chiaramente andrà Di Martino, poi immaginiamo quindi sulla destra Francesco Maietta, sulla sinistra Riccardo La Rosa, centrali Martino e Fiore, centrocampo con Arcoleo e Viola. Bisogna capire la posizione di Busardò, perché lì davanti ci sono giocatori come D'Amico, Alessi e Di Giovanni che sicuramente si divideranno nel loro classico ruolo di mezze punte. Busardò dovrebbe partire come punta centrale, almeno questa dovrebbe essere l'indicazione, perché effettivamente è lì pronto. E dunque inizia anche la partita con il primo tocco dell'Athletic con Arcoleo che subito allarga dalle parti di La Rosa, la controlla e poi con il destro torna dietro a servire Capitan Martino, che avanza di qualche metro, poi si appoggia anche lui sul compagno. Renzolo Piccolo invece che sta al momento fronteggiando, non sta prestando tanto e consente anche il rilancio con Busardò di testa, poi la controlla per un istante D'Amico, lascia lì il pallone, La Rosa prova a rientrare, scarica il pallone male però questa volta, poi Gianbanco allarga il gioco, finta e controfinta, perfetta la sua giocata, poi con il mancino trova nuovamente Gianbanco che si avvicina alla porta, anzi era Aiello, chiedo scusa, poi sbaglia il passaggio verso Maniaci e si riparte dunque con l'Athletic, con Alessi che vede Maietta il rilancio a cercare, poi Busardò che viene tagliato fuori dal difensore. Questa è stata la prima occasione anche per l'Athletic, con questa verticalizzazione improvvisa da parte di Francesco Maietta. Aveva servito effettivamente Busardò che si era inserito alle spalle del difensore, poi però la palla è terminata direttamente dalle braccia del portiere Salvatore Di Giuseppe. Tanto Maniaci, il passaggio è lontana Catalano, poi l'aggancio ottimo e pallone verso Maniaci con Maietta che chiude bene strada e poi allontana senza badare allo stile. Forse qui in realtà avrebbe potuto fare anche qualcosa di diverso Maietta, perché aveva decisamente lo spazio per poter agganciare e forse servire i compagni, invece lui ha cercato di allontanare. Intanto Arcoleo, Viola allunga dalle parti dei compagni, Busardò insegue il pallone, poi colpo di testa, Arcoleo la porta avanti, lascia lì
sul compagno, su Di Giovanni. Su D'Amico, chiedo scusa. Nel frattempo è Di Giovanni dunque a giocare come seconda punta. Ci stavamo chiedendo effettivamente chi delle tre mezze punte tra Alessi, Di Giovanni e D'Amico potesse giocare come trequartista, un po' il ruolo di Mattia Clemente come seconda punta in realtà, e dunque la scelta è ricaduta su Di Giovanni. Intanto commette fallo Fiore, non è d'accordissimo però il centrale, fallo su Giacopino e quindi sarà calcio di punizione. 2 minuti e mezzo di gioco. Al momento abbiamo avuto forse un'occasione, in realtà quella di Busardò, che non ha controllato la sfera dopo il passaggio di Maietta, e rilancio in avanti di testa a tocca a Maietta, poi lascia scorrere Alessi che è più veloce di Catalano, lo salta nettamente Alessi, parte sulla fascia, vuole rientrare Alessi entro la di rigore, Alessi entra sul destro, può calciare Alessi e non sbaglia con il destro, palla sul palo lontano, fa tutto solo dal centrocampo, 0 il risultato, vantaggio dell'Athletic. Questo è un grandissimo gol da parte di Alberto Alessi, che ritorna dopo aver saltato la gara contro il Cus Palermo per squalifica. Poi la scorsa giornata, ricordiamo, turno di riposo, intanto anche l'esultanza, e poi sicuramente farà vedere la maglietta di Filippo Di Fatta e tantissimi applausi per lui. Ed è vantaggio Athletic dopo 3 minuti, la porta subito dalle proprie parti la squadra in maglia bianca. Poi scivola nel frattempo Giacopino, riconquista il pallone, va a rientrare Busardo, lascia per la conclusione improvvisa. Ci ha provato in questo caso D'Amico con il portiere di Giuseppe, che sembrava comunque essere in posizione. Dunque gara sbloccata, diciamo, soltanto 3 minuti, con questa magia assoluta di Alessi che è partito dal centrocampo, è stato in velocità Catalano e poi palo lontano, non ha sbagliato con il destro. Battuto di Giuseppe, e quindi vantaggio per l'Athletic. Intanto Martino finta un passaggio, poi torna da Maietta che oggi sostituisce Lanza. Arcoleo può cambiare gioco, lo fa per La Rosa, lo ha visto e gli dà il pallone sulla velocità, lui l'aggancia, La Rosa rientra sul piede non forte, poi torna ancora dietro, un altro errore da parte di La Rosa, il secondo. Fiore, Arcoleo, scivolata, qui forse becca il suo avversario rischiando un po', si chiedeva forse un cartellino che però non è stato ravvisato dal direttore di gara. Fallo dunque. Sarà quindi calcio di punizione con il Renzo Piccolo che riparte da dietro. Si avvicina Arcana che infatti riceve il pallone, palla di ritorno. Cimarelli ed è l'aggancio, poi il tacco del compagno. La Rosa, poi gioco fermo. Calcio di punizione, fallo dell'Athletic. Poi rincorre il pallone Gianbanco, però bisogna chiaramente ritornare dietro e probabilmente ci sarà il rilancio lungo per la squadra che si affaccia in avanti con questo calcio di punizione. Palla molto profonda, salta Martino che mette una pezza, poi le finte e controfinte, Arcara, Martino ancora una volta la meglio, poi conclusione da fuori, stava per favorire in realtà il taglio di Catalano che per poco non sporcava quel pallone, non ci è arrivato e dunque palla poi regalata di Martino. Fiore, Martino, c'è largo Maietta, vediamo se lo serve, ci pensa un attimo, Arcoleo va incontro, Maietta si concede anche il dribbling su Maniaci, poi accorcia la posizione a Iello, poi rischia tanto su Giacopino che l'aveva pressato, qui Viola un po' sfidato gli avversari. Martino, rilancio lungo, a cercare i compagni, la tocca D'Amico che la controlla, c'è il taglio di Alessi che va sulla velocità questa volta, però se la allunga un po' troppo Alberto Alessi, palla
direttamente su Di Giuseppe. E dunque si riparte dal basso, risultato di 0-1 al momento. Gianbanco viene anticipato però da Di Giovanni in ottima fase di ripiegamento difensivo. Adesso c'è Fiore che guarda i compagni, taglia e rilancia con il controllo di D'Amico. Poi Viola viene anticipato. Martino allarga, adesso Alessi la stoppa con l'addome, adesso può ripartire, poi scarica il pallone male però. E capisce tutto invece Catalano che scarica su Maniaci, che vuole la velocità, vuole puntare in mezzo a due sia Arcoleo che Alessi. Non si passa, poi proprio un tacco dietro Alessi, non gli riesce ma si continua. Arcoleo, Martino, adesso un controllo quasi totale da parte dell'Athletic, che è partita decisamente bene. D'Amico nasconde il pallone, poi scivolata di Vassallo che non prende né pallone né l'uomo. Adesso palla su Alessi, c'è il dettaglio, Alessi vuole il sinistro, Alessi cosa ha fatto? E 0-2, palla sotto l'incrocio, 0-2 risultato, doppietta personale. Adesso si prende anche i complimenti dei compagni. Di doppio vantaggio per l'Athletic qui allo stadio Favazza di Terrasini. 0-2 due volte. Alberto Alessi che è scatenato quest'oggi. Siamo soltanto a 8 minuti di gara, ma ce ne sono ancora tanti davanti, 82. C'è largo Catalano, non viene servito, si va invece in lungo per Maniaci. Poi Maietta due volte allontana, Alberto Alessi di testa salta in anticipo, poi Di Giovanni ancora una volta per Alessi e la controlla, questa volta non vince il dribbling, palla in calcio d'angolo, indemoniato oggi Alberto Alessi. Cross dentro, la controlla poi Arcoleo, sbaglia il controllo e si ricomincia con Maniaci che vuole rientrare ma non contro il numero 4 che poi saggiamente torna dietro scaricando sulla rosa che era in posizione centrale, ma era perché chiaramente era un calcio d'angolo. Arcoleo, Viola di prima, molto bene, Di Giovanni, Maietta, gioca benissimo l'Athletic, finta e controfinta, adesso si torna dietro con Arcoleo che rischia tanto, fa una grande giocata, poi imbuca per Alessi, tacco, Maietta, Arcoleo, alza la testa, guarda il taglio dei compagni, prova questa imbucata, D'Amico va giù e non c'è però calcio di rigore, sembrava nessun tocco, non è per il direttore di gara, dunque 0-2 risultato, nessun tocco da parte del portiere e quindi rimessa dal fondo, però grande idea di Arcoleo. Di Giuseppe andrà questa volta a lungo, non scaricherà sul compagno vicino. Maietta, poi rimane Giovaniaci, scontro con lo stesso numero 2 che lo ha effettivamente travolto, sarà calcio di punizione, ci auguriamo che sia tutto ok. Intanto 10° minuto di gioco, 0-2 risultato. Busardo si mette davanti il pallone ma adesso si allontana un po'. Ennesimo rilancio per i compagni, Vassallo vuole autolanciarsi, scivolata poi di D'Amico, palla in rimessa laterale, si fa con le mani dunque con Vassallo che torna dietro, c'è la pressione da parte di Giovanni, viene saltato, poi conclusione improvvisa e non era un brutto tiro qua con Di Martino che comunque sembrava essere in posizione e si torna da Fiore, c'è largo la rosa, lui però guarda direttamente sull'alto di destra, poi si torna invece a sinistra con la rosa, sempre Fiore, c'è largo Martino, riceve il pallone, si potrebbe appoggiare forse a Maietta ma va centrale qui sbagliando, mettendo un po' in difficoltà il suo compagno Di Giovanni, poi Gianbanco prova la conclusione improvvisa e arriva il gol del Renzolo Piccolo che fa 1-2, un bellissimo pallone in buca d'angolo e la gara all'11° minuto si riapre decisamente con questa grande conclusione di Filippo Gianbanco. 1-2 risultato.
Un grande gol del Renzo Lo Piccolo che ha attaccato alla sua primissima occasione. Ha trovato l'angolino dove Di Martino non poteva fare nulla. È il risultato che quindi cambia ancora. 3 gol in 12 minuti, uno ogni 4 praticamente le statistiche. Fiore, la Rosa, la controlla con il sinistro. C'è l'inserimento di D'Amico, poi il taglio, scivolata di Vassallo. Viola, sbaglia il passaggio, un po' troppi errori adesso per l'Athletic. E forse è un po' troppo sicura del risultato. 0-2. Ha lasciato andare qualcosina, infatti è arrivato anche il gol del Renzo Lo Piccolo con una grande conclusione da fuori che ha decisamente riaperto la gara. Di Giovanni prova l'aggancio, vince il rimpallo, poi il passaggio su Viola che si appoggia, Busardo rientra con il destro, poi ottimo Giacopino con questo pallone nascosto fino all'ultimo, subisce anche un fallo, dunque calcio di punizione. Adesso si sta rialzando il numero 8. Ci sarà la classica sventagliata in avanti, ormai l'abbiamo vista più volte, di testa, pallone aveva allungato, poi Maniaci la controlla con il petto, Di Martino mette tutti d'accordo, bloccando la sfera, c'è Fiore vicino a lui, anche la Rosa, lui preferisce andare da Viola, rischiando un po' perché c'era la pressione da parte della squadra di casa. Poi Di Giovanni, Arcoleo lascia scorrere un attimo il pallone, adesso allarga dalle parti di Alberto Alessi che può puntare ancora all'uomo, destro-sinistro, si ferma, va da Maietta che si fa trovare pronto, adesso Arcoleo, sguardo in mezzo, sinistro, viene murato però dalla difesa, poi ancora una volta Arcoleo, la mette giù, Alessi vuole nascondere il pallone, non riesce, 1-2 con Arcoleo, guarda ancora Arcoleo, palla di ritorno sinistro di Arcoleo e trova il gol anche lui con il mancino, scambio con Alessi insistito ed è 1-3. Arriverà anche il quarto gol della partita, 3 per l'Athletic, 1 per il Renzo Lo Piccolo, ad iscriversi al tabellone dei marcatori anche Rosario Arcoleo che tanto bene aveva fatto nelle scorse partite con le grandi giocate a centrocampo. Quest'oggi invece decide di trasformarsi da goleador con un grande mancino sul palo più lontano. Festeggia così questa partita con il gol dell'1-3. Giacopino, Vassallo, 1-2 col compagno, c'è vicino Arcara, si torna però dietro, poi si va a vedere Catalano, si fa centrare da Maniaci, Arcoleo ancora una volta recupera l'ennesimo pallone, anche molto bravo perché riesce a fare sbattere la sfera per ultimo a Maniaci, dunque rimessa laterale con Maietta, non perfetta questa esecuzione forse. Fiore, la Rosa, Fiore ancora, c'è Martino largo, riceve il pallone ora, poi decide di tornare direttamente a Di Martino, palla un po' rischiosa perché stava rimbalzando. Rilancio per Maietta, la mette giù molto bene, poi scontro con Clemente Maniaci, ma si continua, tutto ok. Martino finta di darla a Fiore, adesso avanza di qualche metro, il rilancio per Busardo che cerca di controllarla in questo duello difensivo contro Cimarelli. Poi si torna dietro, di testa di Giuseppe, c'è largo Catalano. Non viene servito ancora il numero 3, che è molto largo, palla è rischioso. Clemente Manici non la tocca invece Martino, palla in rimessa laterale con Catalano sul punto di battuta, c'è vicino a lui Capitano che però non salta in questo caso. Arcoleo, Martino, Arcoleo, anche lui si appoggia su Di Martino. Fiore e adesso Martino, c'è largo Maietta, si avvicina Di Giovanni, non viene servito, si torna sui piedi di Rosario Arcoleo. Fiore, palla centrale Di Giovanni, Arcoleo e lui quasi il centrale adesso, vertice basso chiaramente
Poi Busardo, aggancio non perfetto, qui stava per commettere anche fallo, ma si continua. Di Giovanni, Maietta, c'è Alessi che chiede il pallone, lo riceve adesso, punta la difesa, Alessi che è scatenato con 2 gol e un assist. Maietta, cross dentro, carta sotto la di rigore, poi D'Amico la controlla 2 volte, 3 volte, D'Amico può calciare, poi la palla che rimane lì e calcio invece di Giovanni, poi ribattuto, il pallone allontanato con il fallo da parte dell'Athletic. Minuto 17, 1-3 il risultato. Andrà Cimarelli sul punto di battuta. Busardo è molto vicino, però riesce comunque a battere il difensore. Sarà rimessa laterale, quindi per il Renzolo Piccolo andrà con le mani Vassallo cercare il compagno, poi Arcara va incontro ma non trova il pallone, sempre Vassallo, lascialo il pallone, Arcara allunga per Magnaci di testa, Maietta puntualissimo, Arcoleo, Martino, adesso c'è tanta calma per l'Athletic che sta cercando di gestire il doppio vantaggio e poi commette fallo la difesa con Cimarelli, fallo su Busardò e dunque calcio di punizione e avanza ancora l'Athletic. Batte Rosario Arcoleo che viene chiamato da Maietta per giocare semplice da Martino, aggancio non perfetto, guarda la porta di Giovanni, lascia scorrere Alessi, Maietta rientra sul mancino, trova ancora Arcoleo che può calciare, ci pensa, poi forse voleva fare probabilmente un pallone a scavalcare la difesa con l'inserimento di D'Amico che era alle spalle effettivamente, ma l'ha presa decisamente male, quindi si rimane con il risultato di 1-3 dopo 19 minuti, già ben 4 gol, insomma non ci stiamo annoiando quest'oggi. La Rosa di testa, poi Arcana allunga, Catalano che vede il passaggio verso Giambanco, adesso favorisce Maniaci, poi Fiore decisamente spazza più lontano che può, poi termina anche fuori dal campo. E gioco fermo, quindi Catalano con le mani prova a girarsi, Maniaci, non c'è fallo però, poi Arcoleo, La Rosa avanza, c'ha diversi metri davanti a sé, Busardo va incontro, poi trova il modo di servire Viola, un po' troppo frenetico il numero 8, forse qualche errore di troppo quest'oggi abbiamo visto in realtà, continuate l'impostazione, anche un po' troppa fretta in realtà di voler creare l'occasione con conseguenti errori. Poi commette fallo, questa cosa Giambanco forse con il braccio dovrebbe averla controllata, dunque anzi no, cambio di rimessa semplicemente con La Rosa sul punto di battuta, si allontana Viola, lui va lungo però da Busardo di testa si appoggia, D'Amico con il sinistro e non era una brutta occasione questa, ha provato a cercare il palo lontano, quello più difficile di tutti, però tanta potenza, poca precisione questa volta per il numero 11 e poi palla consegnata direttamente tra le braccia di Giuseppe che come sempre inizia la sua azione dal basso. Catalano allunga a cercare Giambanco, c'è l'anticipo in vantaggio Martino, si succede anche un dribbling, questa volta però sbaglia, poi Maniaci nel tentativo di battere velocemente non riesce a farlo ed è rimessa laterale con pallone che viene dato a Catalano. Aiello, uno dei primi palloni toccati per il 10 che non si è visto molto in questi primi 21 minuti di gioco. Vassallo, il tacco, poi cerca il pallone di ritorno, sbagliano tutto, scivola poi Di Giovanni
C'è Alessi sovrapposizione di Di Giovanni, lui va verso il centro, Arcoleo guarda la porta, poi cerca il taglio di Busardo e non era una brutta idea questa, era un dettaglio molto intelligente, però forse Arcoleo poteva anche calciare dalle parti di Di Giuseppe, aveva effettivamente tutto lo specchio della porta davanti, invece eccesso di altruismo per questo calciatore che invece aveva servito anche intelligentemente Busardo, però forse ci stava un pizzico più di egoismo. Gianbanco viene fermato da un super fiore che non sbaglia praticamente mai. Martino per Arcoleo, si fa vedere Viola, scivolata, lo tocca in modo irregolare ed è calcio di punizione, fallo di Pietro Viola che era un po' in ritardo, ha provato con la scivolata a rubare il tempo, però non ci è riuscito. Sarà quindi calcio di punizione con la solita battuta lunga e infatti è così a cercare qui Maniaci che però non ha un controllo felice, il capitano un po' spento. Maglietta per Martino, Fiore va incontro Viola, poi si ferma e taglia verso il centro del campo. Maglietta non viene servito, Martino, Fiore va avanti con la rosa che accorcia quasi come se fosse un centrale. Martino centralmente da amico, aggancio perfetto, adesso scorre il pallone sulla sinistra con la rosa che si concede un dribbling, sbaglia il secondo ma non il primo, poi il dribbling tentato da Vassallo che è molto veloce contro Fiore, vuole autolanciarsi, Fiore gli chiude la strada e poi non gli consente più nulla. Palla è ancora in campo con Fiore che si concede pure un dribbling, adesso libera verso la rosa. Di Martino si prende un po' di paura qui l'Athletic, poi Aiello invece sbaglia il tocco verso Clemente Maniaci, palla fuori, minuto 24, 1-3 il risultato. Sarà quindi rimessa dal fondo con Di Martino che si appoggia da Fiore. Si allontanano sia Arcoleo che Viola e infatti arriva il rilancio lungo verso Busardo di Starcara, poi palla controllata, Viola non riesce ad anticiparlo, va giù ma si continua. Di Giovanni, Viola in mezzo a due maglie blu, alla peggio, poi Arcoleo mette una pezza e si ricomincia dunque con questa azione. Di Giovanni taglia Arcoleo, va da Busardo, controllo non perfetto, Busardo rientra, può calciare, Busardo il palo! La sfortuna qua a negare il poker e negare anche la gioia di questa partita. Si rimane dunque su questo risultato, ma quanta sfortuna per Busardo. Ma effettivamente piazzata anche bene, adesso non so se si rifà. Busardo per Di Giovanni, finta di calciare, allarga, ecco Alessi che può puntare doppio passo, rientra sul sinistro, Alessi sterzata, Arcoleo con il mancino, questa volta non è fortunato come nella prima circostanza, palla fuori, ancora una volta attacca l'Athletic ma non trova il modo di siglare il poker. Certo che però con Busardo è andato veramente vicinissimo a questa rete. Cimarelli allunga, forse un po' troppo, Gianbanco era andato incontro, Martino mette l'ennesima pezza della sua partita, poi tacco esterno con D'Amico che lotta da terra, riesce anche a passare, sovrapposizione premiata con la rosa che sul sinistro può crossare, la rosa entra in trave, poi calcia in porta, soltanto esterno della rete, ma che brivido ancora, ottimo qui l'avanzata da parte di Riccardo La Rosa. Ha fatto una grande giocata il giovane terzino, premiato dalla sovrapposizione con D'Amico che l'ha servito, poi ha cercato la porta, non i compagni, fatto anche bene. Tanto Martino allontana, Cimarelli allunga, va giù Viola, però c'è fallo e forse anche cartellino giallo, no. Sembrava avesse preso qualcosa dal taschino, si batte rapidamente con Maniaci, aggancio non felicissimo, va giù Maglietta, ancora Maniaci, cerca il passaggio con il tunnel, Arcoleo chiude tutto, poi palla su Busardo, l'anticipo netto del difensore.
Viola questa volta vince il mismatch fisico con il suo avversario, con Giacopino. Poi la rosa, Fiore, Arcoleo. C'è largo Maietta, non vuole rischiare nulla Arcoleo, fa bene con il duo Martino e Fiore. Palla centrale di Giovanni per Arcoleo, Aiello la tocca, poi Busardo, ottima sponda di Giovanni, va giù, ma si continua un arbitraggio un po' all'inglese quest'oggi da parte del diretto di gara, non ha fischiato molto, fa giocare sia da una parte che dall'altra, diversi contrasti lasciati scorrere un po'. Viola per Di Giovanni che avanza, vediamo se calcia, premia invece il passaggio su D'Amico che vuole controllare questo pallone molto complicato, non ci riesce e dunque palla poi regalata direttamente dalle braccia di Di Giuseppe. La rosa torna dietro. Adesso Martino, dopo il pallone di Cesare Di Martino, si torna ancora dal portiere, minuto 28 di gioco, 1-3 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi, ma siamo sicuri che ci stia seguendo fin dalle primissime battute, perché con questa gara non ci si annoia. 2 gol di Alessi, 1 di Arcoleo, d'altra parte invece Gianbanco. D'Amico vuole controllarla, non riesce, o meglio riesce in un primo momento, poi in un secondo viene fermato. Il tacco, la rosa scambia con Busardo, palla di ritorno, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di la rosa, dunque non è di Vassallo e quindi palla in rimessa laterale. Gianbanco va incontro alla sfera, non lo vuole fare girare Ferdinando Fiore, e gli riesce anche bene con la rosa in possesso. Martino, c'è largo Maietta, accorcia la posizione anche Arcoleo che infatti riceve il pallone, guarda i compagni, sguardo su Di Giovanni, viene servito, Di Giovanni allarga anche lui, Alessi poi non si capisce con Maietta. Alessi aveva lasciato scorrere questo pallone nel tentativo di servire il compagno, quindi con un velo, ma non si sono capiti i due e di conseguenza palla fuori, minuto 29. Catalano per Maniaci, buono questa volta l'aggancio, viene fermato, Arcoleo con la punta, Alessi avanza, può calciare allo specchio davanti, Alessi calcia ancora, questa volta non ne prende bene il pallone, quasi forse con la punta, sembrava da qui, palla fuori. La carica da parte di Ferdinando Fiore che dice ai compagni di chiudere questa partita e di non sprecare queste azioni. Uno dei leader di questa squadra, ricordiamo. In rete anche nella gara di andata. Cimarelli vuole allungare più che può, sbaglia tutto, Fiore, poi Di Giovanni, Vassallo alza la palla a campanile, lottano con questo pallone alto, Di Giovanni lascia scorrere, D'Amico la controlla con il sinistro, poi voleva forse un tocco con il braccio, non c'è nulla però, vedete ragazzi, dunque si continua, palla contesa, il tacco elegante, cercare il passaggio su Gianbanco ma non riesce. Arcoleo va centrale, questa volta sbaglia, forse è il primo errore della sua partita, poi lotta con Di Giovanni, ancora una volta Catalano, torna dietro, Arcara, palla di tende sulla sinistra con Catalano, Mancino, Maniaci di prima per Aiello, duettano bene questa volta, poi Martino va in contrasto e l'ultimo tocco sembra di Maniaci con Maietta che l'ha fatto sbattere su di lui, sarà però rimessa laterale dunque per l'Athletic con Francesco Maietta, una buonissima gara anche per lui che sta sostituendo oggi Alessio Lanza che è in panchina. Credo sia una buonissima risposta da parte del terzino che oggi sostituisce Lanza, ricordiamo. Arcoleo, palla verso Maietta e poi Maniaci con questo contrasto, rimessa con le mani per Francesco Maietta che vuole il movimento dei compagni, trova quello di Busardo, spalla alla porta, la difende molto bene, poi Arcara quasi in maniera silente ad andare
a rubargliela. Busardo forse anche un po' arrabbiato con i compagni, voleva che chiamassero l'uomo. Poi Busardo lascia ancora lì il pallone, Aiello la tocca, allunga però soltanto per Viola. Poi D'Amico, ma commette fallo. Lo stesso numero 8, che è un po' incredulo, dice al direttore di gara che probabilmente è lui ad aver subito fallo, non il contrario. Il direttore di gara invece non vuole sentire ragioni. Calcio di punizione per il Renzolo Piccolo, che quindi riparte con Cimarelli e adesso Vassallo. Palla lunga a cercare Gianbanco, è molto rapido, prende sulla velocità anche Fiore, però il campo è terminato e dunque rimessa dal fondo. Di Martino mette il pallone giù e poi scarica su Martino, che è sempre un giocatore molto abile nella fase di impostazione dal basso. Alza per Busardo, alla meglio sul diretto avversario, poi D'Amico cerca un compagno, trova adesso Riccardo La Rosa. Di Giovanni vuole il dribbling, fermato però da Cimarelli che fa ripartire ancora una volta i suoi. C'è il taglio di Gianbanco ma non viene servito, chiude tutto Arcoleo. Maietta, Arcoleo, Viola, Martino va dalle parti di Alessi e la carezza dolcemente con il sinistro. Adesso c'è il taglio di Maietta che guarda i compagni al centro, traversone a cercare il colpo di Giovanni. La palla non esce fuori di molto, aveva provato a prendere in controtempo Di Giuseppe, c'era anche riuscito, ma il pallone termina in out. Un po' di sfortuna, perché l'Atletic probabilmente meriterebbe anche il poker, almeno per ciò che effettivamente sta dimostrando quest'oggi. Minuto 33 di gioco nel frattempo. Di Giuseppe va lunghissimo, questa volta non ha scaricato sui compagni, ha dato direttamente lui. Alessi, palla su Arcoleo che la riceve, c'è sempre Alessi vicino a lui, lo osserva in questo momento. Destro-sinistro, nasconde il pallone, palla imbucata. D'Amico vuole il mancino, se l'apparecchia. D'Amico ancora sterzata, può calciare con il destro. Di Giuseppe chiude benissimo. È una palla un po' centrale, ma se l'era comunque preparata molto bene qui Manuel D'Amico. La Rosa in anticipo, ancora una volta molto puntuale. Busardo sponda l'ennesimo della sua partita. Di Giovanni alza dalle parti di D'Amico che cerca di lottare con Cimarelli. È molto bravo quel difensore perché l'ultimo tocco è dello stesso calciatore dell'Athletic, ma si continua perché la palla non è mai uscita. Busardo vuole la giocata in mezzo a due, poi Viola la controlla, non in maniera pulita, ma è lontana Arcara a cercare poi la velocità di Clemente Maniaci e Martino lascia lì al collega Cesare Di Martino. Maietta rientra molto bene dopo il contrasto tentato da Gianbanco, cambia gioco a cercare l'aggancio delizioso di Di Giovanni. Adesso si sono scambiati di posizione sia Di Giovanni che D'Amico, con Di Giovanni che è più largo sul lato di sinistra, invece D'Amico lo vediamo più centrale ormai da diversi minuti. Probabilmente è stata questa l'impostazione scelta dal tecnico di oggi. Tanto Gianbanco prova l'aggancio, Viola lotta come sempre, un guerriero Pietro Viola qui. Alessi, aggancio non perfetto, forse il primissimo errore anche per lui, poi va a lottare per riconquistare il pallone, lo fa in maniera irregolare andando dritto sull'uomo. Chiede scusa Alessi, sa di aver commesso fallo. Cimarelli, il numero 5, quest'oggi non una brutta partita però, forse qualcosina in più, ma in realtà il complesso difensivo e non il singolo giocatore. Poi subisce fallo qui Gianbanco, intervento irregolare di Fiore che cercava l'anticipo, questa volta però non è stato pulitissimo nella sua esecuzione e dunque calcio di punizione con Cimarelli che andrà forse lungo, lascia il compagno di reparto. Giacopino, poi Cimarelli torna dietro da Di Giuseppe. Alessi non vuole salire in pressione, rimane giù, poi Maietta di testa. Alessi lotta col Maniaci, ma il pallone è già terminato in out. Aiello lascia lì a
Maniaci viene fermato da un super Arcoleo. Poi D'Amico. Occhiataccia con Maniaci. Fiore allarga per Di Giovanni che lascia scorrere il pallone. Magia del numero 17 che adesso punta alla porta. Di Giovanni poi entra del rigore, entra adesso, poi salta tutti, palla che rimane lì. Viola cerca con potenza questo gol, non lo trova, ma grande azione dell'Athletic con Di Giovanni, sempre molto utile con questi sprazzi di tecnica. Mi ha provato questo tiro invece Pietro Viola, che se l'era trovata lì, anche calciando con potenza, forse un po' la precisione mancata. Grande peccato, perché la posizione era sicuramente di quelle più interessanti. Rimessa laterale, allunga di testa, poi direttamente dalle parti di Ferdinando Fiore. Adesso Martino, c'è largo come sempre Maietta, che ogni volta che Martino riceve il pallone si allarga tantissimo. D'Amico. Fiore alza lo sguardo, c'è il taglio di Busardo che non la tocca con la testa, forse anche un po' il vento a infastidirlo, e Cimarelli va lunghissimo, di testa chiude Fiore, poi Giambanco la controlla, buona qui il suo controllo, sterzata, fermato da Arcoleo che lotta ancora, questa volta però non può nulla contro 3 avversari. Maniaci sbaglia il passaggio, poi Aiello riesce a saltare sulla tecnica, Maietta, palla sull'esterno, lo vuole saltare, scarica invece sul compagno, palla di ritorno, Viola ancora con la punta, come sempre scivolata, come sempre lottando su ogni pallone, poi Aiello, pallano dentro con Fiore che allontana, poi Viola sempre scivolata, un po' per confermare ciò che stavamo dicendo poc'anzi. Busardo, ci sono 3 uomini in maglia bianca a salire. Busardo rallenta un po', cerca di saltare anche il direttore di gara che tocca il pallone, chiede scusa, però Busardo forse qui poteva fare di tutto, probabilmente anche cercare i compagni, aveva tutto lo spazio, non l'ha voluto fare, voleva probabilmente rientrare e calciare, ma poi è stato interrotto. Arcoleo allarga deliziosamente dalle parti di Maietta che guarda i compagni al centro, ha tutto lo spazio, può crossare, si appoggia, Alessi di ritorno per Maietta, chiude Di Giuseppe, qui forse però Alessi anziché riservire il compagno poteva probabilmente anche girarsi e calciare, l'abbiamo visto che oggi ha un piede abbastanza carico. Recupera il pallone Arcoleo, poi Alessi si appoggia, Maietta, Arcoleo, nuovamente Maietta, palla di ritorno per il 4, questa volta viene intercettata e dunque rimessa laterale per l'Athletic che rimane sempre in proiezione offensiva. D'Amico si gira intorno, non ne vede un compagno ben messo e quindi si appoggia su Fiore. Adesso Di Giovanni, buona giocata, Di Giovanni rientra, potrebbe calciare, ci pensa un attimo ma non lo fa. Maietta, poi conclusione ancora di Alessi che vuole fare girare questo sinistro, non gira abbastanza, anzi va troppo in alto e si rimane sull'1-3. Qui l'azione di Di Giovanni che è partita da sinistra verso destra, poteva anche concludere in porta, aveva tutto lo spazio davanti, non l'ha fatto, ha cercato piuttosto un compagno, però non è andata a buon fine. Giambanco può allargare il gioco, la rosa non esce in tackle ma fronteggia, poi conclusione da fuori con Di Martino che si prende qualche brivido perché ha provato a bloccare la palla, poi era molto potente e l'ha lasciata scorrere. E dunque calcio d'angolo, che rischio però per Cesare Di Martino, che non è stato chiamato in causa tante volte, però qua ha rischiato veramente tanto. Sarà quindi calcio d'angolo per il Renzo Piccolo che si affaccia in zona offensiva. Battuta a rimorchio, arriva la conclusione e poi viene preso un giocatore. Aveva provato il tiro Aiello, ma probabilmente ha preso Arcara, se non abbiamo visto male, sulla tibia. Però poi c'è stata forse una deviazione successiva, in quanto è calcio d'angolo. Questa volta va il numero 10 Aiello sulle punte di battuta, rimangono a rimorchio. Vediamo Giambanco, anche Giacopino che potrebbero calciare. Vediamo, battuta sul secondo palo, un po' troppo però. E dunque pallone fuori con Di Martino.
Fiore. Arcoleo. Non si complica la vita. Martino. Di testa poi Cimarelli. Adesso si è un po' accentrato Cimarelli. In realtà sembra una difesa a 4, però lo vediamo un po' più centrale adesso. Poi palla per Alessi, che è veloce, può puntare la porta. Alessi, saltano, ma Alessi, tocco morbido. Tocca però soprattutto Cimarelli con l'aiuto anche di Catalano. Palla in calcio d'angolo, ma ancora una volta grande azione per Alessi, che è veramente una spina nel fianco quest'oggi per i suoi avversari, che hanno veramente una difficoltà incredibile nel tenerlo. Sarà calcio d'angolo. Sulle punte di battuta vediamo D'Amico. Rimangono giù di Giovanni La Rosa e Viola. Calcio d'angolo a cercare la torre di testa Maietta. E poi Di Giuseppe blocca con un pallone che stava per impennare quasi sotto l'incrocio dei pali. Sì, però non è stato, e dunque palla tra le braccia del portiere. Di Giuseppe va lunghissimo, in testa ancora Maietta. Poi Fiore la controlla lui. C'è La Rosa vicino a lui. Pressione timida di Maniaci, che adesso si è schierato al centro. Partiva largo a sinistra con Giambanco come centrale, invece adesso è un po' cambiata questa giocata. Poi Viola casca giù, fallo, questa volta subito dal numero 8. Fiore, palla centrale di Giovanni di prima, Viola, ottimo qui il passaggio dalle parti di La Rosa che guarda i compagni, passaggio dietro di Giovanni, finta destro-sinistro, può rientrare, viene tallonato però da Vassallo ed è anche calcio di punizione, fallo. Qui buonissima la chiusura da parte di Gabriele Vassallo, che si è fatto trovare pronto. Palla a cercare la velocità di Maniaci, chiude invece Fiore, sempre in anticipo. Arcoleo, Mancino, Martino, D'Amico, ancora Martino la controlla, va centrale da Busardò, viene anticipato però dal difensore. Poi la palla che rimane lì, Arcoleo su Arcara, sterzata, apre con il destro dalle parti di Manuel D'Amico, che può puntare sulla tre quarti, destro-sinistro, viene fermato da Giambanco, poi si vuole conquistare nuovamente il pallone, scivolata di Viola classica, ed è fallo però. Con Giambanco che dice ai compagni che forse non aveva altro da fare se non puntare in difesa. Minuto 44 e 35 secondi, mancano 30 alla fine del primo tempo, però forse qualcosina da recuperare. Non ci sono state delle grosse interruzioni, però con i gol forse almeno 2 minuti potremmo vederli. Arcoleo esce vittorioso dal contrasto. Maietta, c'è largo Alessi, vediamo se lo serve. Maietta lo fa adesso, però va bene così, puntualissima e diretta di gara dopo 45 minuti. 1-3 risultato tra Lorenzo Lo Piccolo e Athletic Club Palermo, una gara che al momento vede vittoriosi in questi primi 45 minuti i rosanero. Ma intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia solo qui su Canali Sportivi, il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo. La sfida tra Partinico Audace e Marsala. Marsala adesso si è rilanciato quest'anno, che stesso in classifica vuole subito recitare un ruolo da protagonista in questa partita con un gol segnato, anche se fuori gioco. Cascione, Amiri, Fili, viene in appoggio Pulizzi, poteva lavorare di sponda per D'Amico, infatti questa è la giocata ragionata e pensata dal Partinico Audace per uscire dal pressing avversario. Ancora Giorgio Pulizzi, un tacco, esce molto bene la squadra della Benante con Scardini, si butta nello spazio Drago, Scardina a cercare Butera sul secondo palo, c'è anche Daniel Longo pronto per andare, alla fine rimane fermo, è uno schema, batte il colombiano, poi altro tentativo che si spegne sul fondo, il pallone allontanato, Scardina di testa, scrozzo, l'apertura favorevole per Daniel Longo, prova ad accelerare l'ex cinesi, riesce anche a saltare un uomo, poi la verticalizzazione all'indirizzo di Butera, ma
non è andata a buon fine la scelta del 7. Adesso pressa forte il Partinico, esce malissimo il Marsala, il pallone arriva sui piedi di Scardina, Pulizzi dal limite, il tocco per Butera, scambi veloci, va giù in aria Pulizzi, dice no il direttore di gara. Ancora una volta Rallo prova il cross, allontana come può Pulizzi, poi prova ad andare Vito Bono, il cross di Genesio, la palla passa, Sapienza e Cascione la tiene lì, grande opportunità per il Marsala, rinvio lunghissimo all'indirizzo di Carovana, ma la difesa del Partinico Audace ha letto bene il tutto. Poi Butera lavora di sponda per Longo che apre il gioco da Scrozzo, verticalizza nello spazio da Scardina, sembra regolare, Scardina avanza, messo giù e ancora una volta il direttore di gara dice che non c'è nulla. D'Amico, Fili, Amiri, Viscuso, cercare Longo, con il lancio riesce anche a prenderlo Longo, può pensare al tiro da lì, Longo col sinistro, certa veemenza, poi Fili forse ha rischiato qualcosa l'ex Casteldaccio, ma alla fine Scrozzo ripulisce il tutto, apertura all'indirizzo di Longo che cerca di cambiare e ribaltare il fronte, il pallone arriva a Butera, lo mette giù Maranzano, c'è spazio per sfondare il 13, messo giù, Butera in area, fuori gioco, Viscuso, va semplice da Fili, poi Maranzano, Butera prova a restituire il favore, poi arriva il pallone a Scrozzo, cercare Scardina, buon lavoro del numero 11 che libera un enorme spazio per Scrozzo, cercato Longo, elude una pressione dell'avversario ma poi non riesce a sfruttare quanto prodotto dall'ex Cus Palermo. Nettamente meglio questo secondo tempo rispetto ad un Marsala sterile e inoperoso dalle parti di Cascione. Oltre a questo errore di Scrozzo che regala la ripartenza al Marsala, di 8 opportunità, grande scivolata di Maranzano che salva e poi D'Amico allontana. Contatto regolare di Pulizzi, il lancio di Scrozzo a cercare Longo che va sul suo mancino a cercare Butera, errore in uscita da parte del classe 95. Occhio a questo lancio, esce Cassione con i pugni, poi D'Amico commette fallo, deve stare attento perché ha ammonito, prova a metterla giù, non c'è riuscito, poi D'Amico legge l'anticipo e apre il gioco da Giorgio Pulizzi, prova ad andare all'1 contro 1, ancora Pulizzi in verticale a cercare bene Butera che calcia esterno della rete. Rimessa giocata adesso a Maranzano, come sempre un giocatore del Marsala a terra, poi Viscuso atterrato, rimessa Partinico, c'è ancora speranza, ci sono ancora minuti, rimessa lunga di Maranzano, buona la sponda di Butera, il tiro e il miracolo di Barbera, questa punizione battuta adesso, colpo di testa, palo, sulla ribattuta, e gol! E la rete di Gabriele Butera! E la rete di Gabriele Butera! Secondo gol! Verde! Torna a segnare dopo il gol all'Iccarezze, a tempo scaduto Butera! Viscuso, allontana Casumano, triplice fischio, vince il Partinico Audace 1-0, esce sconfitto il Marsala! E quindi torna a ricandidarsi in zona playoff la squadra neroverde battendo una diretta concorrente, chiaramente in attesa di comprendere i risultati dagli altri campi, ma quello che conta è l'1-0 firmato Gabriele Butera. Abbiamo segnato, se non erro, a 2, 3, 4 minuti dalla fine, comunque siamo sempre lì, è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e quindi sono contento, sono partite complicate.
abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco, che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore. Alla fine, non avendo Stassi fuori e Morana fuori, era difficile. Oggi ho cercato di inventare le punte, poi alla fine ho messo lui lì proprio per cercare di avere lui una delle sue sgroppate in accelerazione, e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento che il gol l'abbia fatto Toto Bonanno, che io stimo tantissimo come giocatore, però per alcune vicissitudini, una volta per un motivo, una volta per un altro, forse lui si sente poco importante per la nostra squadra, ma non è così, gliel'ho detto durante la settimana e le settimane precedenti, quindi sono contento che lui appena entrato ha portato questi 3 punti e che prenda coraggio anche lui, che è importante per noi come tutti gli altri. Ma noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo un sogno che lo vogliamo fare diventare realtà, quello di centrare i playoff. Io avevo detto all'inizio che le prime 5-6 partite delineavano le squadre che ambivano a questo importante obiettivo, e così è stato. Infatti ora siamo a metà del girone di ritorno e la classifica è molto delineata, e quindi c'è bagarre. Oggi, se i risultati sono confermati, il Marsala ha perso a Partinico, quindi siamo a 5 punti dalla quinta, ma domenica andiamo a Marsala, significa che il campionato non è mai chiuso. Ogni domenica ci saranno scontri diretti, ancora con San Giovanni Gemini, col Marsala, col Piana, ce la dobbiamo giocare. È duro perché la classifica sembra corta, ma non è così. 2 settimane fa eravamo a 4 punti dalla Parma, ma poi abbiamo perso lì e adesso siamo a pari punti, così come il San Giovanni Gemini. Sono tutte squadre attrezzatissime, sappiamo le difficoltà che incontreremo a giocare contro queste squadre, però ce la metteremo tutta, il lavoro settimanale alla lunga paga, e daremo battaglia anche noi fino alla fine. È brutto perché una di queste 6 squadre, anche se penso che San Vito e San Giorgio sono le accreditate a lottare per la vittoria del campionato, la Palmonval stessa secondo me ha avuto qualche problema di squalifiche, Carioto, erano le squadre più attrezzate per vincere questo campionato. Le altre, diciamo, forse in termini di aspettative eravamo non interessati ad arrivare ai playoff e non alla vittoria del campionato. Sarà bagarre fino alla fine, noi ci crediamo, vogliamo centrare uno di questi 5 posti e ci impegneremo per farlo. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Renzolo Piccolo e Athletic Club Palermo, risultato fermo sull'1-3 per gli ospiti. Vi mostriamo il nostro scoreboard, poi chiaramente ricordiamo come in ogni diretta che il cronometro inizierà a camminare nell'istante in cui chiaramente ci sarà il primo pallone toccato da una delle 2 formazioni. Vediamo già i potenti di casa in campo continuare il loro riscaldamento. Athletic invece sta venendo un po' più comoda, sta tornando verso la panchina. Vediamo se ci saranno delle sostituzioni, qualche cambio magari. Sicuramente da cambiare c'è ben poco, perché la gara al momento li vede in totale controllo, nonostante il risultato sia di 1-3. Potrà esserci forse qualche gol in più, però chiaramente bisogna poi fare conti anche con l'altra squadra che scende in campo.
Sicuramente una solidità difensiva, sempre della coppia Martino-Fiore, tra i pali di Martino. Anche le fasce difensive molto presenti, con Maietta soprattutto ad attaccare di più rispetto che la Rosa. Invece a centrocampo, come sempre, grande prestazione da parte del duo Arcoleo-Viola. Poi lì davanti i 4 giocatori che giocano lì, tra Busardò e poi chiaramente D'Amico, Alessi e Di Giovanni, stanno dando spettacolo con la doppietta invece del numero 7 Alberto Alessi, che è tornato a giocare dopo la squalifica contro il Lecus Palermo, che lo ha tenuto, ricordiamo, lontano dal campo dopo aver segnato e poi beccato anche il cartellino rosso. La sfida invece interna contro la Parmonval, terminata poi con il risultato di 1-1. Insomma, è tornato con 2 gol. E che gol! Il primo in cui ha praticamente fatto tutto da solo, e il secondo invece un tiro a giro dove forse il portiere avrebbe potuto fare anche qualcosa in più, però ci riserviamo un po' il dubbio in questa giocata. Nel frattempo non dovrebbero esserci stati dei cambi, forse uno per Renzo Piccolo, con Cannizzaro che dovrebbe fare il suo ingresso. Vediamo se effettivamente entra in campo. Adesso cercheremo di capire anche al posto di chi. Nel frattempo Cannizzaro è in campo, quindi confermiamo, non dovrebbe esserci Arcara probabilmente, con Aiello che infatti scende come vertice basso, quindi sì, fuori Arcara, dentro Cannizzaro, maglia numero 16 per lui. D'altra parte invece nessun cambio per l'Athletic, che quindi rimane con gli stessi 11, con Di Giovanni sempre largo e D'Amico invece come seconda punta. Questa è stata un po' l'impostazione in realtà della seconda parte del primo tempo, perché nel primo tempo, all'inizio, era Di Giovanni a partire come trequartista e invece D'Amico largo sul lato di sinistra. Adesso questo cambio. Gianbanco è andato sul punto di battuta e inizia anche il secondo tempo con il pallone del Renzo Lopico che viene giocato subito in difesa, che c'è stato anche un altro ingresso, quello di Federico Impastato al posto di forse Catalano, dovrebbe essere. Confermiamo, sì, fuori Catalano, dentro Impastato, con Vassallo che è passato dall'out di destra all'out di sinistra. Invece Impastato gioca direttamente sulla destra, quindi questo il secondo cambio del Renzo Piccolo. Atletico invece che non ha cambiato nulla, con i terzini confermati, centrale e tutto. Martino torna da Cesare Di Martino, si avvicina a lui Fiore. Infatti viene servito in questo istante, si prende una grande responsabilità qua al centrale. La Rosa di prima, Di Giovanni, la Rosa allunga, va incontro D'Amico, con la testa la tocca e la spizza, Viola con l'esterno sempre pulitissimo delle parti di Arcoleo, che si è anche cambiato le scarpe in questo istante. Quindi un cambio, diciamo, per l'Athletic, non di giocatori ma di scarpe. Nel tempo gioco fermo. E si riparte quindi dal basso con Viola e Martino. Sbaglia qui sulla pressione di Maniaci, che vuole l'autolanciarsi, poi Martino molto bravo a non concedergli spazio. Arcoleo, il rilancio cerca di Giovanni, palla che rimane lì, D'Amico alza, poi intercetta il pallone. Testa ancora di Arcoleo, la difende e poi va giù, subisce fallo. Adesso cerca di rialzarsi il numero 4. Calcio di punizione con Fiore sul punto di battuta. Arcoleo si è rialzato dopo il contrasto precedente. Palla alzata per cercare il taglio di Alessi. Questa volta troppo profondo, non si sono intesi i due. Invece nel primo tempo si sono trovati diverse volte. E dunque rimessa dal fondo con Di Giuseppe sul punto di battuta. Si riparte sempre dal basso, non
vuole mai rilanciare Di Giuseppe. Cimarelli allunga adesso, Fiore la tocca, Martino. Non stanno rischiando praticamente nulla i ragazzi ospiti oggi. Di Martino, adesso ritmi decisamente più bassi rispetto a quelli della prima frazione di gioco. Il risultato effettivamente sorride l'Athletic, non ha fretta di creare la giocata. D'Amico trova Maietta che vuole scattare sull'otto di destra, si ferma Mancino, Arcoleo, palla a tagliare per Alessi, ancora una volta troppo profonda. È una buona idea questa, però non si sono intesi per la seconda volta consecutiva. Cimarelli, palla centrale, cercare il compagno, la Rosa la tocca con il destro, poi Di Giovanni cerca l'aggancio difficile, Busardo non gli riesce, Arcoleo, il velo da parte di Alessi sulla posizione di Maietta che può crossare, palla che rimane lì, D'Amico con il sinistro anticipato da Impastato, poi Aiello lascia lì il pallone, Di Giuseppe compie un miracolo assoluto, poi palla di testa, Alessi con il colpo di testa e Di Giuseppe la blocca. Palla subito rilanciata, Martino di testa, puntuale, Maietta la tiene in campo. Adesso Alessi, Arcoleo, Maietta. Qui rischia un po', Athletic vicinissimo al poker, con l'ottima parata di Giuseppe che sul primo palo in spaccata è riuscito a negare questo poker, forse anche meritato, probabilmente per ciò che stiamo vedendo oggi. Poi Busardo molto largo, viene chiuso da Vassallo, però non riesce a rubargli il pallone, riesce però a crossare direttamente dalle braccia di Giuseppe che poi va a lungo. Martino, Arcoleo qui si complica un po' la vita ma subisce anche fallo e poi batte rapidamente su Maietta, si appoggia. Alessi cerca la sua posizione, poi con un rimpallo alla meglio apre dalle parti di Maietta, chiude per la difesa. Minuto 50 nel frattempo, 1-3 risultato sempre. Sarà quindi rimessa laterale con Maietta che dovrebbe battere. Martino, Fiore, c'è largo la Rosa, si torna però direttamente da Cesare Di Martino. Il Mancino apre molto bene su Maietta, gancio delizioso, poi Arcoleo la controlla con la punta, serve Alessi e poi ancora una volta viene fermato da Vassallo. Adesso un po' più di difficoltà su quella fascia perché Vassallo è entrato bene su quella fascia dove ha giocato invece nell'altra della gara il primo tempo, chiaramente. Adesso invece si è spostato sulla sinistra e sta dando un po' di fastidio in più ad Alessi che invece nel primo tempo ha fatto praticamente ciò che voleva. Poi si gira Busardo quasi improvviso dopo questa rimessa, non trova la porta e palla addirittura in rimessa laterale se non ho visto male. Vediamo. E no, rimessa dal fondo, dunque si riparte con Di Giuseppe. Si era girato molto bene l'attaccante ma non ha trovato la porta, spalle ai legni. Di Giuseppe, Maniaci va a contrarre il pallone, Aiello di testa, poi lotta D'Amico, un po' troppo con le braccia, fallo commesso da Aiello, anzi no, fallo su Aiello, quindi l'intervento regolare è stato quello di D'Amico, quindi calcio di punizione per il Renzolo Piccolo che avanza con Cimarelli che si appoggia sul compagno. Gianbanco torna dietro, Di Giuseppe, Cimarelli la controlla prima che possa andare fuori, viola quasi lo sgambetta, poi Fiore fa buona guardia e ruba il pallone in anticipo. Martino si ferma, Arcoleo, nuovamente Martino, palla centrale, Busardo va incontro, sguscia bene fuori, poi Di Giovanni contro Impastato, apertura, la Rosa la controlla non benissimo, attaccato poco oggi la Rosa, solitamente gioca in maniera più offensiva, quest'oggi invece sta pensando maggiormente all'aspetto difensivo. Intanto Arcoleo che alza la testa,
cerca forse in un primo momento il rilancio verso Alessi, poi cambia idea e si torna da Martino, ancora Arcoleo, palla in cassaforte, centrale, Viola di prima, sbaglia il passaggio il numero 8, poi vuole autolanciarsi, qui Gianban come scivolata classica di Viola, che poi lo insegue ancora e con Arcoleo non riescono a fermarlo, anzi è lo stesso numero 4 a commettere fallo, calcio di punizione, fallo però non cattivo. Sarà quindi calcio di punizione, Busardo sta tornando dietro nel tentativo di aiutare la manovra. Oggi si sente la mancanza di Caruso, Busardo sta giocando una grande gara, però Caruso è un attaccante che quest'anno si è fatto vedere sia in fase realizzativa, su il gol contro il Cus, il gol dello 0-1 decisivo, anche grandi giocate. Intanto Busardo cerca la giocata, Cimarelli però non è d'accordo con lui, lo ferma anzitempo. Sarà rimessa con la rosa sul punto di battuta, andrà con le mani, guadagna diversi secondi il numero 3, palla che si impenna, poi il controllo delizioso, cambia gioco, cercare Maniaci di testa, poi Fiore, la rosa, palla centrale, Arcoleo alza lo sguardo, cerca un appoggio che non arriva, torna infatti dalle parti di Martino e come sempre imposta da dietro, si fa vedere Viola, non lo serve, poi sbaglia il passaggio, Viola ancora, lunga la difesa, poi Martino vince il rimpallo, un po' fortunato, Fiore, dribbling su Maniaci, lo salta, tocco centrale di Giovanni di prima, la rosa si autolancia il numero 3 che guarda la porta, potrebbe anche calciare, la rosa entra, casca giù, ma tutto ok, ha preso il pallone il difensore, poi Cimarelli esce pettolo in fuori, autolanciandosi sulla fascia, scarica il pallone, poi si ferma, c'è il taglio di Maniaci che potrebbe ricevere il pallone, poi Martino la tocca ma non riesce a servire un compagno, non è, arriva Viola che poi viene saltato sul lato di destra, può rientrare, tocco centrale, Maniaci cambia gioco, Maietta capisce tutto, poi non è pulitissimo nella sua giocata, il pallone poi che viene contesto con Gianbanco, ma c'è anche forse un tocco con il braccio. Arcoleo, Viola, Fiore, Martino, rilancio lunghissimo, poi di testa la tocca Cimarelli, una buona gara da parte del difensore, non ha delle colpe evidenti sui gol presi. Maietta taglia il campo, Fiore, palla molto rischiosa da parte di Fiore e infatti commette anche fallo. Intervento irregolare di Arcoleo che non era d'accordo con il direttore di gara. Sarà quindi calcio di punizione. Tutta lunga, Martino svetta di testa, poi Aiello taglia le spalle, la rosa chiude la diagonale, poi Manici trova comunque il modo di servire il compagno che può rientrare, cerca il traversone in mezzo, palla che passa di testa e poi da due passi Giacopino non trova il modo di riaprire la gara sul 2-3, però l'Atleti qui sta veramente rischiando tantissimo, forse anche un po' troppo, e infatti arrivano anche due cambi perché fanno il loro ingresso in campo Rocco Billeci ma anche Alessio Lanza. Ci immaginiamo forse il cambio per Maietta e poi forse qualcosa a centrocampo, vediamo. Esce infatti Maietta per Lanza, dal punto di vista tattico non cambia nulla, cambia invece qualcosa dal punto di vista tecnico, tattico invece per l'altro cambio con forse Viola. Esce Viola dunque. Qui dobbiamo capire un po' l'impostazione perché Lanza si è schierato a destra, qui avevamo effettivamente capito,
e quindi Maietta resta in campo e gioca come esterno d'attacco. Billeci invece gioca come centrocampista. Nel frattempo calcio di punizione al limite della di rigore. Dunque dicevamo, Billeci gioca a centrocampo al posto di Viola, qui non è cambiato nulla dal punto di vista tattico, cambia invece qualcosa con l'ingresso di Lanza al posto di Di Giovanni, con Maietta che gioca alto a destra e invece Lanza come terzino, quindi un cambio decisamente difensivo, anche abbastanza conservativo da parte del tecnico che non vuole rischiare nulla, però fare a meno della imprevedibilità di Di Giovanni è comunque qualcosa che non è una cosa bellissima sicuramente, però con Maietta lì chiaramente c'è un aiuto anche a Lanza, si cerca forse di difendere anche il risultato. Intanto calcio di punizione con Capitan e Manici sulle punte di battuta che guarda la porta e calcia, e poi il miracolo di Di Martino a mano aperta mette in calcio d'angolo. Che intervento, anche grande punizione questa volta battuta. Prima di questo un'uscita non l'ha fatta, ha recuperato un punto. Sarà calcio d'angolo quindi con Aiello. Già lui lo sa quanto Palla in mezzo, non la tocca nessuno, poi rimane lì Martino, non vuole concedere il dribbling, poi si autolancia sulla fascia, è velocissimo Capitan Martino che la controlla, guarda i compagni, poi se la allunga un po' troppo, scivolato di Gianbanco, allontana poi impastato e palla gettata direttamente fuori dal campo. Renzo Lo Piccolo è andata vicinissima quindi a riaprire la gara, prima con il colpo di testa di Giacopino, poi soprattutto con questo calcio di punizione calciato anche molto bene da Capitan Manieci, ma super Di Martino qui, che è stato molto molto bravo a mano aperta, mano destra, a gettarsi. Qui ha salvato sicuramente un gol con una grande parata, non ha avuto colpe sicuramente sul gol subito, poi forse qualche impostazione dal basso, anche qui molto pulita, dunque buona gara. Arcoleo a rimorchio, cerca il tocco, sbaglia il passaggio. Fiore mette giù, rischiando tanto perché regala il pallone a Gianbanco, va giù, fallo di Billeci che era appena entrato, rischiando anche qualcosa. Però ancora una volta nessun cartellino. La Rosa qui sbaglia con Maniaci che lo sradica giù, cerca il dribbling su Fiore che chiude la strada, poi Martino completa la chiusura difensiva. Si intendono a meraviglia questi due giocatori, Fiore e Martino, ormai una coppia assodata per questo campionato. Martino, grande qui il suo lavoro. La Rosa allunga per Alessi, poi va incontro D'Amico, si scontrano i due, tutto ok, però Martino con l'esterno per Arcoleo, allo spazio per poter partire, c'è l'inserimento e l'arrivo di Cannizzaro che però non riesce a fermarlo. Busardo, palla di ritorno, Arcoleo se la allunga, apre dalle parti di Alessi che controlla male questa volta, poi va un po' sull'esterno. La Rosa, guarda i compagni al centro, traversone, poi gol di La Rosa. Ci aspettavamo probabilmente un cross sul secondo palo, però è entrato in porta. Dunque brutto errore di Giuseppe. Ed è 1-4. Vai Vicky! E il gol arriva quando meno te l'aspetti per l'Athletic, che con un traversone di La Rosa riesce a siglare il gol 1-4 e dunque si conferma la peggiore difesa, quella del Renzo Lo Piccolo, con 48 gol presi in questo campionato. Nel frattempo sta forse per entrare anche il secondo portiere del Renzo Lo Piccolo, perché si è levato la pettorina. Vincenzo Taormina potrebbe fare il suo ingresso, vediamo. Di Martino, Fiore, Martino sempre sul compagno col mancino, apre dalle parti di Lanza, sempre molto preciso. Sterzata, Lanza
Arcoleo ha aperto lui il gioco nel gol del 4-1 su Alessi, poi l'assist è stato dello stesso calciatore numero 7 verso la rosa, però comunque l'azione iniziava dai piedi di Arcoleo e volendo tornare anche un po' a ritroso in realtà è partita anche da Martino con quel contrasto, quella volata offensiva. Nel frattempo rimessa laterale, ma con le mani si prova a girarsi ma non riesce. Maietta prova ad appoggiarsi poi in mezzo a due, alla peggio nelle contrasto, nelle dribbling, e va giù Gianbanco, autore del gol, al momento l'unico del Renzo Piccolo. Ha provato e una giocata in mezzo a due c'era effettivamente riuscito, poi è cascato a terra. Poi il cambio dentro Taormina in porta. Al posto di Di Giuseppe. Questo è il cambio. Testa di Fiore, poi Aiello la controlla, può aprire sul compagno Vassallo, si dimentica il pallone, Arcoleo la ruba, attacco. Fiore. Testa. Parte di Impastato, poi il pallone rimane lì, Maniaci, vuole il dribbling ma chiude la rosa, sempre molto puntuale. Poi Cesare Di Martino, rischia un po', Martino torna ancora dal compagno che apre verso Arcoleo, poi di testa pallone che si alza, poi c'è anche un tocco irregolare, fallo però da parte dell'Athletic, sembrava quasi il contrario in realtà. Poi Gianbanco si va a prendere questo pallone, probabilmente vorrà calciare. Sarà quindi calcio di punizione. Con Aiello che sta guardando la porta, chissà che magari non calci. In precedenza era stato Maniace ad andare molto vicino al gol, ma Di Martino ha chiuso la porta. Vediamo invece come andrà Aiello, palla che viene passata, poi conclusione ancora una volta Di Martino. Questa è una grande parata, una presa qui si è disteso, che con il sinistro, con la mano sinistra riesce a chiudere tutto. Minuto 66 di gioco, grande parata di Di Martino, risultato di 1-4 sempre per l'Athletic. Sarà calcio d'angolo, palla che arriva sul secondo palo, la spizza per un istante Maniaci, poi viene controllata sull'esterno, va a rientrare, non è dello stesso avviso però Fiore, che quasi da terzino fa una chiusura, lui che è un centrale, però ha giocato terzino, ricordiamo, nella sfida contro il Cus Palermo, vinta con il risultato di 0-1, con il gol decisivo di Caruso. Cross dentro, Fiore di testa, chiude, poi palla che rimane lì, Maniaci la alza, e qui rischia tanto Billeci con Martino, perché la gamba era molto alta. Qui forse è più di un dubbio. Sarà calcio d'angolo, tanti dubbi però su questa giocata. Sarà calcio d'angolo invece, sempre con Gianbanco sul punto di battuta, salgono un po' tutti, rimane dietro soltanto Impastato ma anche Cimarelli. Cross dentro, poi allontana la rosa, palla che rimane lì, pure Aiello che calcia verso la porta, poi conclusione, Di Martino blocca, si chiude a Riccio. Però sembrava forse una posizione irregolare, sembrava un po' avanti rispetto ai suoi compagni.
questo caso Maniaci, ma così non è stato per il direttore di gara, che quindi ha fatto continuare Arcoleo, break a centrocampo, ottimo passaggio su Maietta, che ha tutto lo spazio sulla destra, si ferma, sterzata, Maietta apre con il destro per Busardo, palla direttamente però su Taormina, che quindi si sporca quanto altro. Cimarelli, Vassallo, Vassallo con le mani, Gianmanco la controlla, poi Maietta, sempre inseguito da D'Amico, che non vuole mollare, va a rubare anche questo pallone, poi Gianmanco mette il turbo e scarica sul compagno, la Rosa va ad accorciare, sbaglia però il contrasto, poi la Rosa è scivolata, ma commette fallo. Sarà calcio di punizione, quindi fallo di Riccardo La Rosa. Pallone lasciato poi a Cimarelli, che andrà probabilmente lungo, vediamo, invece no, perché scarica su Impastato, palla lunga, cercare il controllo con il petto da parte di Maniaci, che lotta con Fiore, poi Alessi un po' spento in questa seconda parte, ma adesso prova ad accendersi. Alessi vuole fare tutto solo, va sul destro, Alessi si accende, Alessi rientra sul mancino, cerca l'interno, viene fermato da Iello però, vertice basso adesso con tanta qualità, poi sbaglia il passaggio perché Arcoleo lo intercetta, Fiore che è rimasto in avanti, prova il sombrero su Impastato e lo salta, Fiore sul mancino, può crossare la Versone, palla deviata, calcio d'angolo. Anzi no, forse rimessa dal fondo. Dunque nessuna deviazione sulle cross di Fiore, sembrava potesse esserci, ma è stato rimpalato sui piedi proprio del numero 6. Aiello apre per Gianbanco, sempre uno dei migliori, l'ultimo a mollare dei suoi, prova a rientrare, tallonato da Arcoleo, poi va giù Arcoleo, questa volta arriva anche il cartellino giallo per il numero 7, è rimasto giù Arcoleo, ci auguriamo che sia tutto ok per lui. Minuto 70 di gioco, mancano 20 minuti, poi qualcosa da recuperare, al momento non ci sono state delle pause così tanto lunghe di tempo, di conseguenza non pensiamo ci possano essere un minutaggio importante. Ma tempo rimane ancora giù per Arcoleo con l'ingresso in campo dello staff medico. Nel frattempo è pronto ad entrare Tarantino, forse al posto di La Rosa. Sta infatti continuando il suo stretching il terzino sinistro. Cioè, si dissetano sia Alessi che Maietta. Si è rialzato intanto Rosario Arcoleo, tutto ok. E dunque calcio di punizione con Martino sul punto di battuta, vicino a lui vediamo l'entrato Billeci, però viene servito Fiore. Martino va verso l'interno, poi sceglie la giocata lunga per Alessi che la controlla sempre, poi sbaglia il passaggio, anzi l'aggancio, si scontra con il suo avversario ma riesce comunque a tenere il pallone lì. Fiore, La Rosa anticipato da Giacopino, poi con l'esterno cerca il passaggio, non riesce, ancora La Rosa che era meglio, lo sprint per potersi lanciare sulla fascia, La Rosa centrale, calcia verso la porta, Cimarelli, poi palla che si impenna con Taormina, La Rosa cerca di mettere il fisico davanti, Taormina però è molto bravo a respingere. Questa volta La Rosa ha cercato il tiro verso la porta, in precedenza aveva crossato ma ha trovato il gol, questa volta invece ha calciato verso la porta ma non ha trovato nulla, o meglio ha trovato soltanto la schiena del suo avversario, e dunque palla respinta, poi bloccata da Taormina.
Sarà quindi rimessa, sì, no, calcio di punizione chiaramente. Poi sono pronti dei cambi perché entra infatti Tarantino al posto di La Rosa. Tarantino, ecco, appena entrato subito sull'out di sinistra, vuole creare una grande giocata, poi trova l'ultimo tocco. Sarà calcio di punizione, quindi con Impastato che allontana questo pallone, fiore di testa. Poi Giacopino prova la giocata, l'ultimo tocco è stato poi del numero 8, poi Billeci ci regala diversi palleggi. Tarantino, Billeci, Tarantino, Fiore, Lanza, vede Arcoleo il taglio, poi alle spalle, Maietta stava per arrivare, non è arrivato, poi Lanza, qui Pestone, step on foot, classico. Anche cartellino giallo per il giovanissimo terzino, classe 2008, il più piccolo dell'Athletic, ricordiamo. Sarà quindi calcio di punizione, risultato di 1-4 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportissimi, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute, una gara molto avvincente. Martino stacca in alto come sempre, Aiello la controlla, Maietta lo infastidisce, poi Arcoleo in mezzo a due. L'ultimo tocco è del Renzolo Piccolo, anzi no, calcio di punizione. Maietta, rapido verso Billeci che guarda la porta, il taglio geniale per Alessi e poi il palla che rimane in campo, forse no, e infatti è fuori. Però grande azione, che palla di Billeci, poi tanta sfortuna per Alessi che poteva trovare la sua tripletta personale e portarsi anche il pallone a casa, così però non è stato. Cimarelli, Impastato, palla centrale per Giacopino, Tarantino poi molto duro che in contrasto ottiene il fondo, può crossare, trova però la schiena di Cimarelli, allontana Impastato, va incontro alla sfera, poi Fiore in anticipo, sempre buon lavoro da parte di D'Amico. Arcoleo allarga per Lanza, controllo, sbaglia il passaggio, può ripartire Renzolo Piccolo con Giambanco che è uno dei migliori di questa formazione, taglio il campo, ma c'è soprattutto Tarantino che poi attende soltanto il piede del proprio avversario per gettarsi giù e quindi trovare calcio di punizione. Lanza, pallone per Busard, una buona idea questa, non l'ha controllata il numero 9 che ha lasciato scorrere questa palla. La controlla Cannizzaro, uno dei primi palloni toccati, non un buon ingresso da parte del numero 16, è entrato per un po' più di pepe in campo, non ci è riuscito però. Fiore, Alessi di prima, sbaglia il tocco, poi Aiello e allontana la difesa. Poi fallo da parte di Maniaci su Fiore, calcio di punizione, però c'è ancora spazio per qualche cambio perché per il Renzolo Piccolo finisce la partita di Giacopino, invece inizia quella di Gabriele Genco, numero 14. C'è anche un altro cambio per l'Athletic con D'Amico che lascia il campo per Mattia Scanio.
C'è spazio anche per il 15, Mattia Scanio, che giocherà sul lato di destra, dunque completa l'attacco con Alessi e Busardò. Nel frattempo si sono scambiati di posizione Fiore e Tarantino, ma forse per qualche istante. Arcoleo, Martino, palla centrale per Billeci, ha tutto lo spazio per poterla controllare con il sinistro. Billeci imbucata ancora per Alessi di prima, meraviglioso il tocco. Busardo guarda la porta, calcia! Troppo in alto, ma ancora una volta magia di Alessi, che qui aveva controllato il pallone servendo il compagno con il contagiri. Poi Busardo ha sprecato tutto, ma che palla! Eppure bisogna sicuramente evidenziare la gara al secondo tempo di Rocco Billeci, che è entrato in campo, si è subito messo tra i migliori di questa partita, con grandi chiusure, aiutando in difesa, ma soprattutto palloni e verticalizzazioni da grande giocatore. 1-2, poi cross dentro, palla direttamente in curva e dunque rimessa dal fondo per l'Athletic, che può ribattere quindi con Cesare Di Martino. Minuto 79 di gioco, mancano 11 minuti, poi qualcosina da recuperare. Non ci immaginiamo un recupero cospicuo, comunque non ci sono state molte interruzioni. Potrebbe è rimasto giù capitano Clemente Maniaci. Adesso tutto ok, fortunatamente si è rialzato. Martino Lanza la controlla, poi cerca di tornare dietro da Martino, infatti decide proprio così. Fiore allarga dalle parti di Tarantino, accorcia la posizione Alessi, ma c'è anche Arcoleo che chiede il pallone. Fiore, Arcoleo lascia lì il pallone, Fiore apre per Tarantino che è fresco e può sprintare su quella fascia. Il passaggio in mezzo viene intercettato, poi Genco penetrato, tocco poi di Cannizzaro con Fiore in netto anticipo, torna dietro da Di Martino che la controlla e poi come sempre con il sinistro apre dalle parti di Martino, accorcia Arcoleo, non viene servito, Scanio di prima, Maietta, c'è adesso più in alto Lanza, lui va verso il centro, viene anticipato Billeci, poi Scanio la tocca solo per un istante e si torna direttamente da Taormina che va lunghissimo. Gancio meraviglioso di Giampanco che poi ci regala anche una ruleta. Grande gara per il 7. Genco si appoggia, impastato, la controllano a seguire, poi Arcoleo ancora una volta taglia la strada. Ennesima grande partita di quantità per il 4. Scanio lotta, poi Busardo prova a pressare in avanti, Cimarelli, Taormina, cerca centralmente il compagno, trova Cannizzaro che di prima va su Cimarelli. Genco, Tarantino in anticipo con il destro, sempre Genco. Cimarelli, uno dei più positivi probabilmente dei suoi, anche se il risultato chiaramente non ne sorride al Renzolo Piccolo che sta perdendo in casa, risultato di 1-4, ricordiamo. Sarà quindi rimessa laterale. Arcoleo, Maietta, adesso Maietta sta agendo quasi da centrocampista centrale, un ennesimo cambio di modulo probabilmente, perché Scanio è largo sulla destra, quindi Maietta
completa la mediana con Billeci e Arcoleo. Intanto va giù, sarà calcio di punizione. Arcoleo nasconde il pallone, si appoggia, lanza, Arcoleo ancora di prima, sempre Maietta, Martino, Arcoleo, Maietta, c'è vicino a lui Billeci, non lo serve, lo fa adesso, Billeci contrasta, poi c'è l'anticipo da parte di Gianbanco che lascia lì il pallone verso Cimarelli, intanto è rimasto giù Maietta, forse dei crampi per lui, ma si continua. Cimarelli, Gianbanco, sterzato a doppio passo, rientra su Billeci, adesso è sul mancino, scarica sul compagno, Genco, Aiello, ancora Genco, si appoggia con l'esterno, molto bene qui sul compagno, che può rientrare, salta Tarantino, va con il mancino, Gianbanco la controlla, non benissimo, guarda la porta, cerca il tiro col sinistro, poi per Maniaci, e poi ottimo l'intervento di Di Martino, ma era comunque tutto fermo per una posizione di fuori gioco. Mancano 6 minuti alla fine della partita, 84esimo di gioco, 1-4 il risultato. Rilancio a cercare le spalle, il taglio verso Alessi. Arcoleo, Busardo, lotta ancora il numero 4, sguscia via Genco, che apre dalle parti di Impastato, ancora Genco sulla velocità, Tarantino, poi fa buona guardia, trovando anche la rimessa dal fondo, si parte dunque dalla porta. Lanza, Fiore, Arcoleo, Maietta, si gira adesso, dunque crampi finiti per il 2. Arcoleo allarga per Lanza con l'esterno, cercare Scanio che può partire, una situazione favorevole, vuole la velocità Scanio, viene fermato però ottimamente, poi cerca di lottare per del mismatch fisico e dunque rimessa dal fondo con Taormina. Poi c'è pronto un altro cambio perché farà il suo ingresso adesso con la maglia numero 2 Diego Oliveri. Crampi nel frattempo. Nel frattempo si scambiano di posizione Scanio e Alessi. Aiello, poi Maietta non vuole concedere nemmeno la rimessa. Martino, Billeci, palla centrale, Scanio lavora bene sulla tre quarti, allarga il gioco, Lanza, Maietta, Arcoleo di prima, palla geniale, ancora Maietta per Billeci che guarda la porta, sul sinistro può calciare, Billeci cerca la conclusione, non male qui il tiro per Billeci che ha provato a fare tutto da solo, si sarebbe anche meritato questo gol per la prestazione di oggi. Cimarelli che nel frattempo è diventato capitano dopo l'uscita di Capitan e Maniaci al posto di Oliveri. Impastato, finta su Scanio che si gira, poi palla regalata direttamente a Fiore. 1-2, si appoggia Genco, contrasto con Tarantino, palla direttamente in tribuna. Rosario, 3 minuti. Arcoleo con la suola molto bravo, poi prende forse un colpo. Billeci cerca di cambiare direttamente dalle parti
del compagno, poi Taormina si complica un po' la vita perché la palla stava per terminare fuori. Alessi era pronto ad intervenire. Mancano 2 minuti e mezzo nel frattempo al termine del match. 1-4 il risultato per l'Athletic. Busardo spalla alla porta con il tacco, cercare Billeci e poi un po' rocambolesco con Billeci che non cerca di calciare per l'ultimo attacco del pallone perché la difesa spazza proprio sulle sue gambe e dunque 1-5 poi l'abbraccio con la panchina. Dunque dicevamo come Billeci meritasse questo gol, forse l'ha trovato nel modo forse peggiore potremmo dire, però è comunque un gol valido da attribuire a lui, di conseguenza 1-5, forse avrebbe meritato di più con quella conclusione mancina terminata in out, però è entrato adesso e quindi 1-5 risultato, manita dell'Atletico. Cimarelli cerca una giocata solitaria a minuto 89 di gioco, manca un minuto, poi sarà tutto da recuperare, ma non crediamo ci sia molto. Dietto di gara che nel primo tempo non ha dato recupero, quindi pensiamo come non ne sia detto che ci sia un recupero. Fiore, Tarantino, mancano 55 secondi alla fine del match. Scagno, esterno, Billeci, Maietta con la punta trova Arcoleo che guarda i compagni, non ne vuole rilanciare. Fiore, palla in mezzo, Billeci cerca il rilancio per Alessi, palla che scavalca anche Vassallo, arriva Lanza che non trova il passaggio sul compagno, poi Gianbanco prova a rientrare ma da Maietta oggi non si passa da quelle parti. Dunque 10 secondi di gioco, vediamo se ci sarà qualcosa da recuperare per il direttore di gara. Oliveri sfuscia via bene, poi regala il pallone a Iello, l'ultimo tocco però è dello stesso numero 10 e dunque rimessa per l'Athletic. Lanza con le mani, la controlla Billeci, scontro con la difesa, poi chiude in anticipo Cannizzaro, Taormina getta la palla lontana, Arcolo di testa, qui sbaglia, poteva sicuramente stoppare il pallone, non se ne senti del 4, forse pensavo di avere qualche avversario vicino a lui, così però non è stato. Gianbanco, Cimarelli, avanza, sbaglia quel dribbling con la buona chiusura di Arcoleo, poi se la va a riprendere anticipando Billeci. Minuto 91 e dunque già un minuto si è giocato di questo recupero che non abbiamo visto quanto effettivamente abbia dato il direttore di gara. Poi palla verso cercare il compagno in avanti, lottano Genco, poi va giù Cannizzaro, si continua, conclusione poi aerea da parte di Vassallo che da terzino sinistro si è gettato in avanti e Di Martino con sicurezza blocca tutto. Poi Billeci qui molto impreciso, il gancio anche del tecnico del Renzolo Piccolo. Oliveri si gira, poi sbaglia perché viene tallonato da Alessi. Martino, siamo arrivati al 92esimo, che sta guardando attentamente il cronometro. Fiore, Tarantino e va bene così, finisce la partita, vince l'Athletic, risultato di 1-5 e sale a quota 30 in campionato, avvicinandosi sempre di più sul San Giorgio Piana, che ricordiamo essere a quota 32, ma che in questo momento sta giocando contro il CUS, una gara importantissima. Ma intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci
tenuto compagnia qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.